Liberali vale a dire meno Stato e più privato, democratici perché serve equità. Così Beppe Mauro, già assessore di Forza Italia a Treviso e attuale coordinatore regionale di Orizzonti Liberali, spiega il nome scelto dal nuovo soggetto politico presentato ufficialmente a Roma nei giorni scorsi e che sta cercando di strutturarsi anche in Veneto e nella Marca. Luigi Marattin, Carlo Cottarelli, Oscar Giannino, alcuni degli esponenti del Partito Liberal Democratico. Crediamo che sia arrivato il momento di dare una possibilità all'elettore differente rispetto allo schieramento di uno o dell'altro polo. La realtà dei fatti è che in 30 anni di alternanza tra destra e sinistra, alla fine le politiche, in particolare quelle economiche, alla fine non sono mai cambiate. E quali sono queste politiche che non sono mai cambiate, sia che governi la destra sia che governi la sinistra? L'aumento delle imposte, delle tasse. Questo aumento sostanzialmente ha contrassegnato tutti questi 30 anni. Questo è un paese che cresce in termini di prodotto interno lordo in crescita reale, cioè il netto dell'inflazione, un quarto rispetto agli altri paesi europei. A fare peggio, rincara Mauro, solo gli scenari di guerra. L'Italia patisce un continuo aumento della spesa pubblica. Cosa bisogna fare? Il buon Cottarelli, che è uno dei nostri amici che partecipano a questa avventura del Partito Liberal Democratico, l'aveva detto anni fa: bisogna fare una spending review, una revisione della spesa pubblica, perché il problema non è spendere sempre di più come vuole la sinistra. Il problema è spendere meglio. Bisogna riportare redditività alle famiglie, servono più soldi alle famiglie. No al leader unico, in estate il partito sarà a congresso e sceglierà il suo referente, a cui periodicamente subentreranno degli altri. Noi ci basiamo sulle idee e non sulle persone, perché le persone cambiano idea e portano poi il partito che comandano a destra, a sinistra, in alto, in basso, senza mai dare chiarezza. Operativamente, l'obiettivo dei liberal democratici è comparire con simbolo e candidati sulle schede delle politiche 2027, ma non si esclude una partecipazione alle prossime regionali. Se è vero, come è vero, che ci sono altre forze politiche che potrebbero convergere in un centro liberal democratico, si parlava di Azione, si parlava di Italia Viva, potrebbe esserci anche una massa critica sufficiente per essere protagonisti già alle regionali. Però è importante capire che il nostro rimane comunque un partito che è alternativo agli altri due poli. Quindi meno accordi possibili, e se accordi ci devono essere, sono assolutamente accordi su obiettivi utili alle famiglie e ai cittadini.